agenda per mercoledì 15 ottobre. Si svolgerà dalle 9:30 al Palazzo della Borsa di Genova la prima edizione degli Stati dell'Informazione in Liguria. L'evento, organizzato dall'Associazione Ligure dei Giornalisti e dall'Ordine dei Giornalisti della Liguria, sarà l'occasione per discutere delle principali sfide che riguardano il mondo dell'informazione tra criticità e opportunità per il futuro. L'esposizione La passione del collezionista in ricordo del dottor Grasso e della moglie Scalabrino si tiene presso la quadreria di Via Ravaschieri numero 19 e alla Galleria Grasso di Piazza San Giovanni 3 a Chiavari. Orari dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 12. La cooperativa sociale Sentiero di Arianna inaugura ufficialmente l'Orto Sociale, un progetto dedicato alla cura di un orto sinergico con persone con disabilità cognitiva e autismo. L'evento si terrà alle ore 16 in via Parma, lotto numero 42 in località Caperana a Chiavari. L'iniziativa mira a potenziare le competenze individuali e a favorire l'inclusione socio-lavorativa sul territorio. Fino al 5 novembre al Cinema Sivori di Genova è in programma Moby Dick, rassegna cinematografica che rispecchia la natura della mostra Moby Dick la balena, storia di un mito dall'antichità all'arte contemporanea, visitabile a Palazzo Ducale fino al 15 febbraio 2026. Orari delle proiezioni 16 e 18:45. La rassegna musicale Concerti d'autunno si tiene a Palazzo Spinola e al Museo d'Arte Orientale Chiossone a Genova. Offre a giovani musicisti l'opportunità di esibirsi, un appuntamento imperdibile alle ore 17 per gli amanti della musica classica con Lorenzo Bovitutti al pianoforte. Incontro con lo scrittore, fotografo ed educatore Davide Cerullo, promosso dall'associazione Vita Nova. Racconterà la sua vita dalla camorra alla fondazione dell'Albero delle Storie, un percorso di riscatto e rinascita. L'evento si terrà alle ore 18 alla libreria Ubica a Savona, dove verrà presentato il libro L'orrore e la bellezza. Inizia a Genova il Festival dell'Eccellenza al Femminile, in programma nella sua 21esima edizione fino al 12 dicembre. Ad aprire la rassegna è lo spettacolo Age Pride tratto da Lidia Ravera, con Alessandra Faiella, un monologo provocatorio che ribalta gli stereotipi sull'età. Appuntamento alle 20:30 nella sala mercato di Via del Monastero a San Pier d'Arena. Madrina della manifestazione sarà Licia Colò.